Di sicuro ha visto e qualcosa sicuramente ha subito. Non sappiamo cosa, non sappiamo quando e non sappiamo dove. Di sicuro sta bambina ha qualcosa, c'è qualcosa, insomma, c'è qualcosa. Non ha intenzione di mollare la nonna paterna di una bimba di 7 anni i cui genitori si sono separati quando aveva 4 mesi, perché vuole si faccia luce sui presunti abusi che la piccola subirebbe dalla mamma, a suo avviso. La nonna sostiene che le indagini fatte finora non siano state abbastanza accurate e ancor meno convincenti le motivazioni dell'archiviazione. È stato archiviato con la bambina non è attendibile e quindi e non hanno prove sufficienti. Non è stato detto che non è successo niente, è stato archiviato con le prove che non sono sufficienti. Nei racconti che questa bambina ha fatto, cioè, c'è da rabbrividire. Non capisco come loro non vanno avanti con le indagini. Non lo capisco. Io non so più che pesci prendere. Io vedo che ho una bambina che non sta bene, mio figlio che si sta ammalando, ci stiamo ammalando tutti e non vedo che facciano il bene di questa bambina. L'unica cosa che noi vogliamo è il bene di questa bambina. Capiamo questa bambina che cos'ha. Non possono far finta di niente, lasciarla di nuovo nelle mani di chi ha subito questa cosa, perché per quanto poco qua ha subito. Perché non si sono domandati come mai la bambina dice la mamma? Come mai la bambina dice la mamma, il nuovo compagno, lo zio? Come mai la bambina racconta di sti fatti? Cioè, come mai? Perché? Vogliamo sapere perché sta bambina, che guardino questa bambina, perché ci sarà un esperto in cui può vedere, il massimo esperto che può vedere sta bambina ha subito abusi o no. I racconti che la bambina farebbe sono sconcertanti. Diceva che si metteva una parrucca con i capelli lunghi nera e si metteva la mano davanti per non farsi riconoscere e che postava lei in varie pose, cercava clienti insomma per questa bambina. Questa è la sua deduzione. Questo è quello che mi ha detto la bambina. Io ho solo raccontato i fatti per come me li ha raccontati la bambina. So che c'è dell'incredibile, ma che vadano loro a vedere quello che può essere vero e quello che non può essere vero. Secondo la nonna si sta agendo con superficialità. Ci sono dei disegni che non lasciano proprio margine di interpretazione, non c'è interpretazione là, per forza di cose, insomma, quello è impossibile interpretare su una cosa del genere. Eppure anche quelli non sono stati, la bambina non è stata creduta, non è stata creduta la bambina e non hanno fatto abbastanza per capire cos'ha sta bambina, come mai, da dove e come fa a sapere queste cose. Vorremmo cercare giustizia, mi sembra, ma non per noi. Vogliamo che sta bambina possa vivere, possa avere un percorso logicamente per stare meglio, per vivere meglio.